Maltempo, ancora la zona del Vittoriese colpita da grandine e vento. In un attimo il cielo è diventato plumbeo, poi si sono scatenate raffiche che hanno spezzato rami, alberi ed una vera bomba d'acqua che ha allagato strade, scantinati, ma anche alcuni locali. Stamattina, però, dopo uscendo su verso Serravalle, il disastro delle foglie, di tutti i rami, e ho trovato anche della grandine ammucchiata. Via della Vittoria in poco tempo si è trasformata in un fiume in piena. Il problema sono i tombini che in centro a Vittorio Veneto non riescono a reggere l'acqua che scende dai giardini. Il problema grosso è che ci sono tombini che non scaricano. Ieri sera qui era un lago questa strada. Chi doveva attraversare chiaramente doveva farle col traghetto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, numerosi gli interventi in tutto l'Alto Trevigiano, soprattutto tra Vittorio Veneto, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Fontanelle, Spresiano e Villorba. A Pieve di Soligo una strada è stata letteralmente sommersa dall'acqua, un nubifragio che arriva a distanza di una settimana dall'inferno che si è abbattuto nella zona. Enormi chicchi di grandine che hanno distrutto auto, sfondato coperture di capannoni e danneggiato tetti. E ieri sera è tornata la paura. Quando il cielo si è coperto ed il vento ha iniziato a soffiare, il pensiero è andato a quel giorno, il 25 giugno. Fortunatamente l'entità questa volta è stata minore. La grandine ha comunque colpito anche il Fadalto. Gli orti sono stati quasi tutti distrutti. A Ceneda molte case sono rimaste sott'acqua, mentre a Carpesica il torrente Monticanello in piena è straripato ed ha invaso il campo, ed ancora una volta in ginocchio anche i vigneti del Prosecco. Nel Vittoriese è la terza volta che il maltempo si abbatte violentemente in zona. Credo nella instabilità del tempo in questo clima sempre più tropicale, ahimè. Forse chi ha fatto qualche previsione, non dico catastrofica, però preoccupata, qualche ragione ce l'aveva. Fra i residenti ora regna la paura, tanto caldo, e poi in un attimo si scatena l'inferno, fenomeni inspiegabili.